La rassegna stampa. Dai, che ce la facciamo! C'è Francesco che si lamenta che c'è poco traffico, vedi? Addirittura ci si lamenta del poco traffico. Sono arrivato in 10 minuti, mi aspettavo di mettercene almeno 12. Potevi fare un altro giro intorno alla radio, dai, abbiamo un parcheggio enorme, gira che ti rigira, amore bello. 7:32, buongiorno da Sammy Varin. Come stiamo? Tra uno sbadiglio e l'altro, atmosfera freschissima qui a Radio Libertà, sembra veramente, casa dei pinguini. Non voglio neanche una zanzara viva. Assolutamente no. Però, no. Qual è la situazione? Io la mattina cambio l'aria, no? Perché giustamente qui c'è gente che pensa, sai qua, tanti neuroni che girano, quindi c'è un riscaldamento, ragazzi. Allora cambiamo aria, no? Riscaldamento automatico con i nostri neuroni, ma nello stesso tempo aria condizionata al palo. Sì, si cambia aria, ma bisogna rinfrescare, perché poi arriva la rassegna stampa alle 7:30 con Sammy Varini che fa fuoco e fiamme per voi. Santa pazienza, come va? No, spero bene. Chi si trova in vacanza sicuramente. Voglio una foto in versione vacanza questa mattina. Mi sono venuti desideri strani. Chi ci sta ascoltando dalla vacanza mi invia una foto al 34067096659. Lo so che siete in tanti, perché a giugno comunque, soprattutto con il caldo che imperversa in tutta Italia, ti viene voglia di andare fuori dalle scatole. Chi può farlo, giustamente lo ha fatto. Foto 34067096659. Lo stesso per voi malefici che state andando a lavorare. Ma come si fa ad andare a lavorare con questo caldo? Lo so che ci andate apposta perché fa caldo e quindi siamo invogliati dall'aria condizionata in ufficio, ma io spezzo una lancia per chi l'aria condizionata non ce l'ha né in ufficio né a casa. E anche qui, ragazzi, una sofferenza, ma è bello anche usare il vecchio ventilatore, posizionarlo nella maniera giusta, mi raccomando, perché poi te viene il mal de scena. Il buongiorno si sente dal Varin e come al solito facciamo insieme il punto della situazione notizia in questo martedì 23 giugno 2026 attraverso alcuni quotidiani del mattino. E io non posso cominciare la giornata senza andare sul mio quotidiano, e vostro, ne sono certo, quotidiano di riferimento. Ma prima di farlo devo purtroppo darvi una brutta notizia. Sì, c'è stata una tragedia a Milano che farà, come al solito, chiacchierare. Aperto con questa notizia il sito del Corriere e anche Repubblica l'ha messo adesso in apertura. Tragedia a Milano. Agente della polizia locale morto durante l'inseguimento a un'auto pirata. Questa è l'apertura del Corriere e anche Repubblica. Milano, vigile muore inseguendo in moto un'auto pirata, aveva 35 anni, ipotesi speronamento. Ne sapremo certamente di più nei prossimi minuti. Vi dicevo, quotidiano di riferimento, e qui sono un po' indeciso se scegliere il Manifesto, quotidiano comunista, o puntare sulla certezza dell'unità. Andiamo sul Sole 24 Ore, dai, guarda il Sammy Varin democristiano. Allora, una buona notizia per chi compra tanto su Amazon e non solo: la tassa sui pacchi slitta a ottobre, ok? La famosa tassa da 2 euro sui mini pacchi extra UE era prevista dal 1 luglio, scatterà invece il 1 ottobre. La proroga è stata approvata dal Consiglio dei Ministri di ieri. Il ministro Giorgetti accoglie dunque le richieste delle imprese della logistica. Il 1 luglio scatterà solo il dazio europeo da 3 euro a pacco fino a 150 euro di valore. Via libera dal Consiglio dei Ministri anche al decreto infrastrutture, che reintroduce la possibilità per alcuni operatori
economici di sospendere o ridurre l'attività lavorativa in caso di ondate di calore, ed è proprio il caso di questi momenti. Vi manca, lo so, vi manca il quotidiano Il Manifesto, e allora non iniziamo la giornata se non vi leggo anche il vostro quotidiano comunista, che apre con il consueto spirito, humor britannico, British Museum, e si vede la foto di Starmer che sta per iniziare a piangere. Il premier britannico Starmer lascia la guida del Labour. In lacrime a Downing Street rivendica le politiche che in 2 soli anni hanno bruciato la sua leadership e steso il partito. Liberista e conservatore, ha messo sotto attacco la libertà di parola in nome della lotta all'antisemitismo. Il rivale Burnham verso il governo, ma per la sinistra moderata la crisi è senza ritorno. Questa è l'apertura del Manifesto, che però in taglio basso mette il primo via libera del piano casa agli italiani, e naturalmente il nostro amico, chi è che scrive, Gambirasi del quotidiano Il Manifesto, fa polemica e titola Casa agli italiani e poltrona alla Lega. Il decreto è ancora in Parlamento, ma le nomine sono state approntate, scrive il quotidiano Il Manifesto. È stato scelto il commissario straordinario che gestirà l'attuazione di uno dei 3 pilastri del piano casa. Ne parliamo questa mattina alle 8:45. Il recupero di 60.000 alloggi dismessi dell'edilizia residenziale pubblica, l'unica parte del progetto che ha delle risorse certe ma utili solo per 35.000 case. Per trovarlo, il ministro delle infrastrutture Salvini, che si è intestato la misura, è andato a pescare in casa. A coordinare i progetti ci sarà Felice Squitieri, architetto, imprenditore e commissario di valutazione di impatto ambientale del Ministero dello Sviluppo Economico, militante della Lega. Qui in Bellerio sinceramente non si conosce. Avrà il compito di censire gli alloggi da ristrutturare e programmare gli interventi che dovrebbero svolgersi da qui a un anno. 1 milione di compenso tra commissario e subcommissario. Oggi verrà votata la fiducia al DL, intanto ieri Fratelli d'Italia ha bocciato l'ordine del giorno Vannacciano, facendo approvare il proprio del tutto simile: le case prima agli italiani. Insomma, vedete che il quotidiano comunista Il Manifesto fa polemica anche dove effettivamente, cioè, chi doveva nominare la Lega, uno di Rifondazione Comunista? Sinceramente non vedo la polemica. Comunque ne sapremo qualcosa di più alle 8:45. Questa mattina abbiamo in onda con noi la relatrice di questo piano casa, importantissimo perché avete sentito, si rimettono a nuovo case che da decine di anni aspettavano, e lo sapete, con le nuove leggi europee basta che c'hai una spina fuori posto e la casa non ha la possibilità di essere abitata. Lo volete? Lo volete l'unità? Lo so, dai, eccola qua, l'unità con la strategia di Donald. Colpire la più debole per intimidire l'Europa. Attenzione, Meloni usata come monito prima del vertice NATO. Ragazzi miei, quelli dell'unità sono troppo avanti, non ci sarei mai arrivati. Quindi colpire la più debole per intimidire l'Europa, scrive David Romoli. Nel mirino c'era Giorgia Meloni, ma il bersaglio erano tutti gli alleati della NATO. Nel primo attacco, l'intervista di venerdì scorso a Daniele Campatangelo, Donald Trump si era limitato a irridere la premier italiana per aver implorato una foto con lui, che poi abbiamo visto la traduzione non era proprio quella, con lui, ma già la sera stessa, nella prima replica dopo la risposta molto dura dell'italiana, segnalava che come lei si era comportata tutta la NATO.
Nella seconda, quella del giorno dopo, si dilungava sul vero motivo della sua furia contro Giorgia, il rifiuto di concedere la base di Sigonella durante la guerra contro l'Iran, creando così un problema logistico rilevante. Nei prossimi mesi, segnati dalla difficilissima trattativa con l'Iran, il presidente americano sa che avrà bisogno della NATO e la vuole obbediente. Tutto lascia pensare che immagini il vertice del 7 luglio come un shutdown molto ruvido nel quale riaffermare il suo comando assoluto sull'intera alleanza. Come sempre si avvicina all'appuntamento moltiplicando le minacce, perché questo è il modo di intavolare le trattative. Il pestaggio spettacolare della premier italiana va probabilmente letto in questa cornice. Il modus operandi del palazzinaro Trump è anche da questo punto di vista sempre uguale. Tenta subito di intimidire e mettere in soggezione la controparte per avere gioco più facile nel negoziato. Così scrive oggi il quotidiano L'Unità, che magari pure ci azzecca anche, eh? Giro quotidiano, ricordandovi che siamo in diretta alle 7:42, ma anche se ci seguite nella replica dopo le 20 la sera o se ci guardate su Facebook e YouTube in qualunque orario, potete scriverci. Sì, anche in questo momento un messaggio WhatsApp al 340 6709 659 e siete subito in onda con il vostro pensiero a commento delle notizie del giorno. 340 6709 659 per cominciare la giornata dicendo "Uè, ci sono anch'io, caro Sammy Varin", e lo so che ci siete, e come in tantissimi, soprattutto sul sito radiolibertà.net, sulla banda DAB della vostra autoradio se state viaggiando, o ancora meglio scaricando l'applicazione di Radio Libertà sul vostro cellulare e portandoci veramente ovunque. Sto pensando, sono indeciso. Allora, c'ho roba buona sul Corriere, che è quasi un'eresia, ma così è. Roba buona sul Tempo, roba buona sul Giornale. Dai, partiamo dal Tempo, che è un po' che non lo leggiamo. Volentieri, ma in generale si parla di Lega un po' su tutti i giornali perché ci sono i risultati delle elezioni primarie a Milano e nello stesso tempo il cantiere Lega che si sta lentamente formando. Andiamo sul Tempo. Nato per litigare? E vediamo un Donald Trump arrabbiatissimo. Segnatevi questa data, 7 luglio, vertice NATO. Capite un po', lo diceva prima l'Unità, lo dice anche il quotidiano Il Tempo, lontanissimi, Quindi, tutte le tensioni di questo periodo, scrive anche Il Tempo, si spiegano così, inclusi gli attacchi fuori misura di Trump a Meloni. Se il presidente USA va al summit per pungolare gli europei a collaborare di più, fa bene, ma se va per sfasciare tutto, contribuisce a un disastro epocale e a Pechino c'è già chi festeggia. Ottima meditazione è quella del Tempo che fa il paio con quella del quotidiano L'Unità. Questa è la meditazione di Daniele Capezzone, ma in centropagina sul quotidiano Il Tempo si parla appunto del vertice del Carroccio di ieri. La Lega ai territori, Salvini, buono il primo tavolo. Segnali positivi dalla prima riunione del tavolo dei territori della Lega, strumento di coordinamento tra amministratori e rappresentanti istituzionali del Carroccio. Tra i temi di interesse affrontati, autonomia, sicurezza, sanità, sostegno alle famiglie. Siamo sempre in prima pagina sul Tempo con le segnalazioni wow di Cristian Campigli e Ilaria Salis che si scaglia contro il Taser. Il sindacato di polizia è incompetente, signori. E certo, c'è polemica per l'ultima uscita di Ilaria Salis. Il Taser è molto più pericoloso di quanto racconti una certa propaganda securitaria. I sindacati di polizia è incompetente. La Lega per la sinistra, la sicurezza è un optional. Questa è la prima pagina del quotidiano Il Tempo, che naturalmente
ha spazio anche per il terremoto in Gran Bretagna, Starmer si dimette da premier, ma Brexit non c'entra, era un pessimo governo di sinistra. E poi ispettori per nucleare e stop sanzioni, ma l'accordo USA-Iran è appeso ai nodi Libano e Stretto di Hormuz. Staremo a vedere. Non ci sono novità eclatanti e siamo sempre in fase attendista, ma anche oggi naturalmente sproloqui, paginoni e paginoni su tutti i quotidiani. Se vi interessa l'argomento, ve ne comprate uno e approfondite. Voi sapete bene che questa rassegna stampa sta sulla nostra vita quotidiana. In soldoni dobbiamo anche oggi tirare a campà. E a proposito di tirare a campà, ecco cosa scrive il Tempo a pagina 4. Guarda, patrimoniale, linea filo cinese, inviti negati e nuovi centrini, tutti bocconi amari per Renzi. Oggi a pagina 4 Edoardo Sirignano parla di Renzi, del leader di IV, che dovrà scegliere se restare per qualche seggio prigioniero di Schlein e Conte oppure no. Tra lui e Vannacci è una bella scelta. E Renzi prova a ribellarsi. Se ci fossero le primarie, voterei Silvia Salis tutta la vita o un sindaco. Se vi sta simpatico Renzi, paginone, quest'oggi a pagina 4 del quotidiano Il Tempo, e naturalmente io giro pagina e arrivo a pagina 5 con il vertice della Lega. Cabina di regia sui territori, Salvini buono il primo tavolo. I quotidiani di centrodestra sono assolutamente ottimisti su questo primo tavolo che si è trovato ieri online. Quelli di sinistra dicono che assolutamente non è servito a niente, è una vergogna, tutti arrabbiati. Vedete un po' voi. I responsabili enti locatelli, autonomia priorità da nord a sud. E attenzione signori, l'autonomia, tu dici Sammy, lo dici da mesi se non da anni, sta davvero arrivando, giurin giuretta ragazzi, vi parliamo dal Fortino, di via Bellerio, se non lo sappiamo noi. E alle primarie di Milano il leader e l'eurodeputata Sardone i più votati nei gazebo. Ci sono state le primarie sabato e domenica, hanno votato decine di migliaia di persone in tutta Milano, tra milanesi e persone che a Milano ci passano per lavoro, per diletto, con guardia del corpo of course. Bene, il più votato è stato Salvini, ma anche la Sardone. Sono segnalini mica da nulla, ma ci sono anche dei fuoriclasse che hanno avuto grande successo, lo vedremo. Tommaso Manni, ricompattare il partito e invertire il trend negativo dei sondaggi. E con questo obiettivo che Matteo Salvini ha aperto poco prima delle 19 i lavori del tavolo di coordinamento dei territori della Lega. Al vertice hanno preso parte, oltre allo stesso segretario federale, i ministri Roberto Calderoli e Giancarlo Giorgetti, l'ex presidente del Veneto Luca Zaia, i governatori Attilio Fontana, Massimiliano Fedriga e Maurizio Fugatti, oltre che sindaci e rappresentanti del territorio. I lavori, durati circa un'ora e mezza e definiti dall'approccio concreto e costruttivo, si sono concentrati su sicurezza, sanità, sostegno alle famiglie e autonomia, considerata una priorità strategica da nord a sud su cui proseguire con determinazione, ha scritto in una nota la Lega al termine dell'incontro. Questo è un tavolo importante, non ci sono situazioni interne e non mi appassionano le beghe giornalistiche, aveva commentato Salvini in mattinata. C'è un assestamento di bilancio con 1 miliardo da investire, c'è il piano casa in corso, ci sono piccolissimi problemi di discussione con la più grande potenza al mondo che sono gli Stati Uniti d'America, c'è il tema sicurezza, c'è l'autonomia, ci sono comuni e regioni che giustamente sono arrabbiate con l'Europa che vuole tagliare i fondi all'agricoltura
sindaci, presidenti di province, è celosa. La pressione interna nel Carroccia è cresciuta nelle ultime settimane, complici il calo di consensi e il sorpasso nei sondaggi da parte di Futuro Nazionale, il partito dell'ex vice segretario fuoriuscito Roberto Vannacci. Una tensione che si è tradotta in un'aperta richiesta di cambio di passo alla guida del partito. La scorsa settimana sono comparsi diversi striscioni sparsi tra Lombardia e Veneto che invocavano il cambio in segreteria con l'arrivo di Luca Zaia, ex governatore del Veneto e recordman di preferenze. Una boccata d'ossigeno per Salvini arrivata dai gazebo delle primarie tenutisi lo scorso weekend per la scelta del candidato sindaco di Milano. I votanti, fanno sapere dalla Lega, sono stati circa 10.000 e Matteo Salvini ha preso oltre 5.000 preferenze, risultando il più eletto, seguito dall'eurodeputata e vice segretaria Silvia Sardone. Un grande orgoglio, ha commentato Salvini, che però chiude all'ipotesi di una sua possibile corsa a Palazzo Marino. Io sto facendo il ministro e conto di fare il ministro. Silvia Sardone è assolutamente una risorsa importante. L'eurodeputata fa sapere che sarà la coalizione a decidere il candidato. Sarei onorata di esserlo, ma non sono sicuramente questi gazebo a deciderlo. Dovranno decidere i leader in un tavolo di coalizione. Il presidente del Senato Ignazio La Russa, che smentisce le indiscrezioni di stampa secondo cui avrebbe organizzato un vertice a Roma per parlare del futuro candidato con i coordinatori regionali del centrodestra, commenta il risultato dei gazebo del Carroccio sottolineando che la Lega ha fatto questa cosa che mi è piaciuta, ma l'unica cosa che è uscita chiara è che al primo, al secondo e al terzo posto ci sono 3 politici, quindi mi sa che l'idea del civico, almeno nella Lega, non va poi così forte. L'importante è che entro il mese di luglio abbiamo le idee chiare e mettiamo in pista un candidato. Avete sentito le parole? Entro il mese di luglio, dice il Presidente del Senato, e io naturalmente non posso non crederci. Siamo ancora sul quotidiano Il Tempo perché in taglio basso c'è l'ultima uscita della Salis. La sicurezza al contrario di Salis, la sicurezza al contrario di Salis, la sicurezza al contrario di Salis. Non so se avete capito. Lei dice no al taser, è pericoloso. Il SAP, il sindacato, dice è incompetente. L'eurodeputata di AVS chiede di vietare l'utilizzo dello strumento. La Lega risponde: per la sinistra la sicurezza è un optional, per noi no. Cristian Campigli, l'antitesi politica del Remida, la primula rossa di AVS, pronta a fare polemica su tutto pur di apparire costantemente dalla parte sbagliata della storia, in grado di bollare uno strumento utile per la sicurezza dei cittadini come un grimaldello di tortura. Ilaria Salis torna a parlare e lo fa come al solito pensando ai malviventi e infischiandosene delle persone per bene. Ieri è stato presentato il rapporto Taser in Italia a cura della sempre ottima associazione Antigone, si legge sui profili social dell'europarlamentare. I dati confermano ciò che ormai sappiamo da tempo: il taser, arma di importazione americana, è molto più pericoloso di quanto racconti una certa propaganda securitaria e poliziesca, che continua invece a presentarlo come uno strumento innocuo. E già in questa prima parte vi sono degli spunti di riflessione interessanti, perché per la donna che occupava le case altrui, chiedere di poter passeggiare serenamente nella propria città, non essere rapinati se si ha al polso un bell'orologio comprato dopo anni di sacrifici e di duro lavoro, o non essere violentate se si è una donna, non rappresenta una giusta richiesta dei cittadini, ma una propaganda securitaria e poliziesca. Qua mi fermo, ragazzi, ma la polemica prosegue. Oggi il quotidiano Il Tempo è tutto vostro. Anche il piano casa, di cui parleremo questa mattina tra circa un'ora. Pagina 6, Montecitorio, prezzi calmierati, nuovi alloggi e priorità agli italiani. Apro le braccia e dico alleluia, cantate con me, alleluia, priorità agli italiani. Avete sentito, ragazzi? Dai che ce la facciamo.
ok della Camera al piano casa. Ora va approvato al Senato. Squitieri nominato commissario, passa all'ordine del giorno di feeling di Fratelli d'Italia sugli alloggi ai connazionali, bocciato quello analogo presentato dal bannacciano Ziello. Altra prova di compattezza ieri della maggioranza, che nell'aula della Camera ha rinnovato la fiducia al governo, non l'ha votata la fiducia Vannacci, sul decreto sul piano casa con 168 favorevoli, 94 contrari. Dopo il passaggio a Montecitorio, il provvedimento passerà all'esame del Senato per essere convertito in legge, pena la decadenza entro il prossimo 6 luglio. Si tratta di misure importanti per accelerare la realizzazione di interventi di edilizia residenziale pubblica e di edilizia convenzionata per la vendita o la locazione a prezzo calmierato, per sostenere i conduttori di alloggi di edilizia residenziale pubblica in condizioni di morosità incolpevole e per contrastare in ultima istanza l'emergenza abitativa presente sul territorio nazionale. L'articolo prosegue naturalmente. Per saperne di più, un ottimo quotidiano oggi, il quotidiano Il Tempo. A proposito di case, non arrivano buone notizie da Roma, ma si sa chi c'è al governo di Roma e bisogna lavorarci seriamente. Roma è ormai la, leggi qua, capitale degli scrocconi. 5.000 case agli occupanti abusivi, titola il panino romano del quotidiano Il Tempo. Gli effetti della direttiva del sindaco del 2022 sulle residenze, municipi travolti dalle richieste di rilascio, record nel quinto, subito all'interno, eccolo qua, 5.000 case agli occupanti con la K, residenza agli abusivi, sia alle utenze, municipi travolti dalle richieste, record nel quinto. Ecco gli effetti della direttiva del sindaco Gualtieri approvata a novembre 2022. Negli ultimi 2 anni ha accolto il 58% delle istanze. Boom di stranieri in attesa del permesso. Martina Zanchi, la direttiva con cui più o meno un anno dopo l'inizio del mandato il sindaco Roberto Gualtieri, in deroga al decreto Lupi, ha concesso la residenza agli abusivi nell'immobile che occupano, leggo piano per farvi capire, permettendo anche l'allaccio delle utenze. Ha finora regolarizzato, se non altro anagraficamente, quasi 5.000 persone. L'unica condizione stabilita da Palazzo Senatorio è che l'occupante che richiede la residenza in deroga sia meritevole di tutela. Una variegata categoria che comprende ad esempio nuclei a basso reddito, richiedenti asilo, titolari di protezione internazionale, famiglie con minorenni, disabili, anziani. Poco è contato che chi ne ha bisogno potrebbe già accedere alla residenza fittizia di via Modesta Valenti, che consente a chi è in condizioni di disagio socio-abitativo il pieno godimento dei diritti di cittadinanza, riporta la pagina informativa del sito di Roma Capitale. E qua mi fermo, ragazzi, ma se siete romani e volete arrabbiarvi è decisamente interessante arrivare fino a pagina 16 del quotidiano Il Tempo con questo articolo capitale degli scrocconi, 5.000 case agli occupanti. Stai ascoltando Radio Libertà. la tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio.
ditemi poi che non vi tratto bene la mattina presto, signori, alle 8 del mattino, carezzine con Savino Valerio, produttore, pianista, ingegnere del suono, è stato nostro ospite qualche settimana fa, pubblica sotto il nome del suo progetto artistico, si chiama Plaza de Mundo Project. Questa è Let Me Steal the Time per Savino Valerio, un dialogo acustico tra il pianoforte, suonato dallo stesso Savino, e il violoncello affidato alla musicista Elena Ortu. Con il buongiorno rinnovato da Sammy Varin, solo artisti indipendenti, solo roba buona nella mia rassegna stampa. E chiaramente, se mi state ascoltando e avete cantato, avete scritto, avete fatto regia, avete qualcosa da dire su qualunque argomento, fatevi avanti, scrivetemi al 340-6709-659 o cercate Sammy Varin sui social, scrivetemi una mail a sammy.varin@radiolibertà.net e più che volentieri vi do spazio all'interno di questa che è una rassegna stampa solo tra virgolette, in realtà è un modo per comunicare, per conoscerci, per dire cose che le altre radio non sempre vogliono o possono dire. La notizia del giorno purtroppo è brutta e arriva da Milano. È morto un vigile che inseguiva in moto un'auto pirata. Ipotesi speronamento, battuta da poco dalle agenzie, e certamente ne sentiremo parlare in tutti i quotidiani domani e in tutti i notiziari questa mattina. Il buongiorno a chi ci sta scrivendo. Orca ragazzi. Allora, qui c'è qualcuno che ci scrive, ad esempio, da Igea Marina. Ma già in spiaggia? Malefici, già a quest'ora? E che cavolo! Complimenti Gigi, ti voglio bene, lo so, e poi è bello ascoltare la rassegna di Sammy Varin con le cuffiette, con gli auricolari, oppure a tutto volume come in Maranza, niente scherzi, dai, no, mi vergogno poi dopo, no, basso volume con le cuffiette. Buongiorno a chi si trova al mare, buongiorno a chi mi scrive, dottore, una volta la priorità era l'infame legge Fornero che andava abolita, fate ridere i polli. Non ho capito, dottore, cosa c'entra, e l'infame legge Fornero è ancora infame e siamo ancora lì in attesa. Il problema è che nel frattempo qualcuno ci ha votato molto meno rispetto ai tempi e quindi non è più semplice fare i cambiamenti, ma siamo sempre lì ad aspettare. Prima o poi capirete. Sto leggendo i vostri WhatsApp al 340-6709-659. Chi ha voglia di dire qualcosa lo può fare. Sammy, è più pericoloso il taser o una spranga di ferro sulla testa? Si chiede a quest'ora Pietro. Ciao Sammy, in Inghilterra era troppo anche per i decelebrati sinistri. Coprire gli stupri dei musulmani pakistani era troppo anche per loro, vero? Ne hanno combinate veramente di tutti i colori. È un effetto di aver aperto le porte alla stragrande a tutti questi migranti e soprattutto alle seconde e terze generazioni. L'unico lato positivo è che l'indipendenza della Scozia è sempre più vicina. Beati loro. Se nel 98 i leghisti vertici non avessero calato le braghe e si fossero messi a 90 con lo Stato italico, ora saremmo liberi. Questo è secessionista Luca, chiaramente. Unica soluzione, indovinate, indipendenza delle nazioni italiche, tutto il resto è un'inutile agonia, Luca? Ci stiamo lavorando, certo. Per le forze dell'ordine proporrei un dissuasore modello. Gian da Brescia, chiaramente Gian, vergognati, un martello, vergogna assolutamente, queste cose non si fanno. A Ponza, i fuochi d'artificio durante la processione di San Silverio, grazie a questo ascoltatore Enzo. Che belli, fammeli vedere, guarda i fuochi d'artificio a Ponza, ragazzi miei, vedi, mentre Sammy Varin fa la rassegna stampa. E cosa devo farci? Sparano!
Festeggiate a Ponza, festeggiate, bravi, bravi, bravi. Vuoi vedere che gli scrocconi si beccano anche gli alloggi del piano casa di Salvini? No, Marco, è proprio per questo che è stato fatto un piano casa, per non darli a cani e porci, e infatti il sottotitolo è Prima gli italiani. 8:45 ne parliamo, 8:45. L'unità ci azzecca, ma perché tifa Trump? È un controsenso e contraddittorio, scrive ancora Marco. E poi c'è un messaggio audio, sentiamo che cosa dice. Buongiorno Semmi, Quella. buongiorno agli ascoltatori, sono Albino e la notizia lo chiamo collega, perché io sono un collega in pensione fondamentalmente, perché oltre ad essere stato un sottufficiale di Marina, io nel 1970 mi impiegai al Comune di Torino in qualità di vigile urbano, motociclista. Però allora, 50 anni fa, le cose erano totalmente differenti perché potevi lavorare. Questo cosa vuol dire? Che un collega, già scomparso, poverino, parliamo 50 anni fa esattamente, nel 1976, in un inseguimento, quando il figlio di Mignotta, che lui stava inseguendo, cercò di buttarlo fuori strada, allora i vigili giravano con la 38 Special a canna lunga. Lui fece fin fretta, tirò fuori la pistola, sparò dentro alla macchina, beccò in pieno il tizio nella gamba, questo a boom boom si fermò e la cosa andò perfettamente liscia. Oggi come oggi devi morire perché se tenti di difenderti a quel punto hai sempre il solito personaggio che ti sbatte in galera, va bene? È chiaro? Ma è una situazione questa, ma vadano tutti a correre in bici, va. Stavo dicendo una parolaccia, ciao. Il nostro ascoltatore si riferisce alla notizia del giorno battuta circa un'ora fa dalle agenzie. Tragedia a Milano, l'agente della polizia locale morto durante l'inseguimento di un'auto pirata e naturalmente poi la colpa sarà data al morto. Spostiamoci sul Corriere, scrivete, continuate a scrivere intanto al 340 6709 659 perché io ogni mezz'ora leggo i messaggi e ne stanno arrivando tanti. Il Corriere della Sera come titolo principale c'ha Londra, l'addio di Starmer, terremoto politico in Gran Bretagna a 10 anni dalla Brexit con il sesto premier che se ne va. Ieri Starmer ha annunciato le dimissioni, a solo 2 anni dal trionfo elettorale il primo ministro britannico non ha resistito alle pressioni del suo stesso partito, fuori da Downing Street davanti all'intero esecutivo e a staff riunito dopo settimane di tensioni politiche e un weekend di riflessione, il commosso addio. Il successore naturale è Andy Burnham, ex sindaco di Manchester, che ieri si è insediato in Parlamento come neodeputato. Siamo sempre sul Corriere della Sera, i rapporti tra i due paesi. Meloni smorza il caso Trump, ma lui insiste. Scontro Meloni-Trump, tempo di abbassare i toni. Durante il Consiglio dei Ministri di ieri, la Premier ha spiegato che quanto accaduto non deve avere alcun effetto sulle relazioni con gli Stati Uniti e ha invitato i ministri a partecipare al ricevimento all'ambasciata americana per il giorno dell'indipendenza, ma Trump in serata attacca ancora Roma, Londra e Berlino. Abbiamo visto cosa ne pensano da una parte l'Unità e dall'altra parte il quotidiano Il Tempo. Oggi il Corriere intervista il presidente Herzog. Agli italiani dico di rispettare gli israeliani. E poi Formia, in cella il compagno e il nonno, le sorelle ritrovate, arrestata la madre. Erano segregate. Una stanza in disordine, la porta quasi sempre chiusa, come l'unica finestra affacciata sul mondo di fuori. Qui vivevano segregati, ha detto il procuratore di Sulmona, che per la sparizione delle due sorelle in Abruzzo ha fatto arrestare la loro madre, il compagno di lei e il nonno materno delle ragazzine. Siamo davanti a un caso di amore genitoriale malato, ha detto il magistrato. Un caso questo che state vedendo se guardate la TV di pomeriggio su ogni canale, come al solito. Poi una malnata mania dei giornalisti. Caldo, l'ondata peggiore in Francia, morti 2 bambini.
E poi Berlino, EPO nel sangue, l'atleta non ho forze per difendermi. Ecco la conferenza stampa di Alex Weitzer, il marciatore altoatesino di 41 anni e campione olimpico, ancora accusato di doping. Entriamo all'interno del quotidiano Il Corriere, perché è quello che parla maggiormente del weekend della Lega. Pagina 12, Salvini vince ai gazebo di Milano, debutta la cabina antitensioni, titola oggi il Corriere. Il segretario davanti a Sardone alle primarie leghiste, riunita la cabina di regia con i big. Primo Matteo Salvini, seconda Silvia Sardoni. Non si può dire che l'esito delle primarie dello scorso weekend sia una sorpresa, ma con questa iniziativa il segretario può essere soddisfatto per aver raggiunto due obiettivi. Anzitutto ha richiamato tutto il centrodestra alla necessità di mettere testa e concentrazione su Milano per evitare di arrivare ancora una volta in ritardo nella scelta del candidato sindaco di una città così importante. È vero, ragazzi, è da settimane noi che siamo l'altoparlante, se volete, della Lega, del centrodestra e in generale di chi cerca una buona politica. Da quanto tempo è che lo diciamo? Decidiamo un candidato sindaco del centrodestra a Milano, santa miseria. A sinistra sono già pronti da decenni, da sempre. La gioiosa macchina da guerra funziona. Ma perché noi dobbiamo essere così moscioni? Timidi, ecco, riprendo questo termine, siamo troppo timidi, eh? Lo spadone, dove l'avete messo lo spadone? Parlo dei leghisti, chiaramente. L'anno prossimo si vota a Roma, a Torino, a Bologna, a Verona, in tante grandi città, ha detto ieri il vice premier. Laddove il centrodestra ha già scelto un nome va bene, ma laddove si fatica a scegliere, secondo me delle primarie, non solo della Lega, ma di tutto il centrodestra, sarebbero un bel modello di ascolto. Malgrado il voto dei militanti, 5.000 dei 10.000 espressi, non sarà certo Salvini il candidato alla successione di Beppe Sala, né lo sarà l'eurodeputata Sardone per le sue posizioni estremiste che non garbano a Forza Italia, però il sasso è stato lanciato e ora tocca agli alleati fare controproposte. Il presidente del Senato La Russa ha colto la palla al balzo. La Lega ha fatto questa cosa che mi è piaciuta, ma l'unica cosa che è uscita chiara è che al primo, secondo e terzo posto ci sono 3 politici, quindi mi sa che l'idea del civico, lui ha proposto da tempo il nome di un politico, Maurizio Lupi, almeno nella Lega non va poi così forte, e ha auspicato che la coalizione di centrodestra faccia sintesi entro luglio, quindi abbiamo già una data forse. L'altro obiettivo raggiunto dal leader leghista è aver accantonato per un paio di giorni le diatribe interne sul rilancio del partito. Nel tardo pomeriggio di ieri ha preso avvio il tavolo dei territori, definizione coniata per dare veste istituzionale a un organismo composto da una ventina di figure espressione delle diverse sensibilità geografiche della Lega, ministri, governatori, presidenti di consigli regionali, sindaci. Con questa formula Salvini ha bypassato le richieste e vai, si va nell'altra pagina, è per quello che non lo trovavo più. Le richieste, hai passato le richieste che sono state avanzate nelle scorse settimane, soprattutto dagli esponenti della cosiddetta ala nordista, Luca Zaia, Massimiliano Fedriga, Attilio Fontana in particolare. C'è un assestamento di bilancio con miliardi da investire. C'è il piano casa in corso, ci sono piccolissimi problemi in discussione con la più grande potenza al mondo che sono gli Stati Uniti d'America, c'è il tema sicurezza, c'è l'autonomia, ci sono regioni e comuni che giustamente sono arrabbiati con l'Europa che vuole tagliare i fondi per l'agricoltura e i fondi di coesione, ha chiarito Salvini, derubricando i temi sollevati negli scorsi giorni a beghe giornalistiche. Al tavolo dei territori sicuramente ognuno porterà il suo contributo, anche se non pare lo strumento giusto per placare malumori o borbotii. Una sede di discussione in più non fa male, ma il Nord chiede fatti più che parole, si lascia scappare uno dei partecipanti. Il clima interno resta inquieto, anche se nessuno sembra intenzionato o abbia voglia di lanciare la sfida al segretario in campo aperto. Si colgono segnali più che fatti concreti, qualche intervista sibillina, qualche comizio cerchiobottino
leghista, qualche striscione di cui però non si conosce la paternità. Salvini ricorda, e nessuno può smentirlo, che un anno fa a Firenze fu confermato segretario dopo aver consegnato la tessera della Lega a Roberto Vannacci all'unanimità con la linea politica ora contestata, con un mandato la cui durata è stata estesa proprio in quell'assise da 3 a 4 anni. Così quest'oggi il quotidiano Il Corriere parla di questa nuova cabina antitensione della Lega. In taglio basso, l'ascesa nel partito di Silvia Sardone. E un articolo di Cesare Zapperi tutto dedicato a lei. Ve ne leggo qualche riga, ma è tutto da leggere. Silvia Sardone può essere tranquillamente definita, senza che si arrabbi, il carattere è fumantino, una proto-vannacciana, nel senso che lei era sulle posizioni del generale ben prima che lo stesso calcasse il palcoscenico della politica. L'approdo di Roberto Vannacci nella Lega è stato una sorta di ricongiungimento ideale. Infatti, come non ricordarsi sul prato di Pontida nel settembre scorso, accomunati dal seggio a Bruxelles e dal ruolo di vice segretario, mentre scaldavano la folla al grido di remigrazione. Lei, con quel pizzico di brutalità in più rispetto al militare in pensione, abituato a mantenere comunque un certo bon ton nel linguaggio pubblico, non voglio che gli uomini e le donne di Pontida vengano sostituiti da 4 Mao Mao con la barba lunga. Questa è l'intemerata di Sardone offerta alla platea in delirio. E l'articolo tutto su Silvia Sardone prosegue oggi sul quotidiano Il Corriere. Abbandoniamo il Corriere e andiamo a fare un giro invece sul Giornale, che in prima pagina mette il terremoto a Londra, si arrende anche Starmer, l'eurosinistra è a pezzi, un altro premier bruciato, tremano Macron e Sanchez. Il sondaggio dopo lo scontro, signore e signori, l'effetto Trump, sale la fiducia nella Meloni. L'apprezzamento degli italiani per la Premier aumenta di 2 punti, anche se il tycoon insiste, vi siete comportati male. Cantiere centrodestra tra Milano e Roma, Lega lancia Salvini e Sardone, Fratelli d'Italia riconferma tutti gli eletti. Oggi sul quotidiano Il Giornale, che a pagina 2 e 3 titola giustamente Sprofondo rosso, Starmer si arrende tra le lacrime, ultimo flop che azzoppa il Labour. Dopo il weekend di riflessione il primo ministro lascia, torno in famiglia, per il partito non sono una persona giusta in vista del voto. E anche se lo vediamo quasi tutte le sere in TV, leggiamo l'intervista ad Antonio Caprarica, che giustamente se ne intende. Caos, immigrazione e assenza di visione. Ora sfida Burnham Farage sull'Europa. Il giornalista racconta che il regno è cambiato, il 20% è figlio delle colonie. Matteo Basile intervista sul quotidiano Il Giornale Antonio Caprarica. Se è vero che il suo motto è stato I don't get politics, non capisco la politica, è chiaro che sarebbe andato a schiantarsi. Antonio Caprarica è stato per anni la voce e il volto del Regno Unito come corrispondente Rai da Londra, forte della sua esperienza storica, politica e sociale britannica. Secondo lui quello di Starmer è stato un crollo annunciato, ma il caos politico in seno ai laburisti e non solo è ancora lontano da una soluzione. Un caos mai visto che succede. Starmer, dice Caprarica, è una persona per bene, ma senza visione politica non si va da nessuna parte. La sua politica non ha prodotto frutti. È stato calcolato che abbia fatto qualcosa come 13 marce indietro rispetto alle sue intenzioni e così non è riuscito a dare risposte al paese. Con un tema, l'immigrazione, che pesa più su tutto, dice il quotidiano Il Giornale a Caprarica, e lui risponde: il Regno Unito è stato un esempio di successo dell'integrazione, ma i tempi sono cambiati. Oggi il 20% degli inglesi è nato altrove e il 40% di quelli di domani avrà almeno un genitore straniero.
La questione non si può risolvere con gli appelli, servono provvedimenti che questo governo non è stato in grado di gestire. E in questo contesto la monarchia regge? Risponde Caprarica. In passato, per una società prevalentemente bianca, la monarchia era un Vangelo, imponeva lealtà verso il regno. Adesso regna su un popolo che in larga parte discende dall'ex colonie. Che lealtà vuoi che abbia per la corona questa gente? Lo stesso vale per la politica, il bipartitismo non è più ingessato. Burnham può essere la soluzione alla crisi laburista o sarà l'ennesima vittima sacrificale? Hanno bruciato 6 premier, un ritmo da Italia pre-Meloni. Burnham è un leader vero, lo ha dimostrato a Manchester, ma finora è stato un uomo per tutte le stagioni, appoggiando ogni premier laburista, da Blair a Starmer. Come eventuale premier è ancora tutto da scoprire, alcune delle sue posizioni le ha già smorzate, si vedrà. Si prospetta una sfida Burnham-Farage? 2 modi opposti di intendere il paese, dice Caprarica oggi sul Giornale. Lo scenario è aperto, molti elettori in movimento. Il vero tema sarà l'Europa. Per i sondaggi, i 2/3 dei britannici vorrebbero rientrare in Europa, ma la percentuale si riduce drasticamente in caso di condizioni non di favore. E poi c'è il tema delle prospettive. Il paese è in crisi e i programmi peseranno moltissimo. Laburista o conservatore, come ha detto più volte, ci vorrebbe una Thatcher, ma non se ne vedono, dice Caprarica. A oggi, per esempio, è difficile scommettere più di una sterlina su Burnham, ma il bello della politica è che può sempre regalare delle sorprese. Così quest'oggi il quotidiano Il Giornale si occupa della sparizione di Starmer e naturalmente le meditazioni su questo. Niente carisma, gaffe ed errori, disastro Keir dopo il trionfo. Nel 2024 il successo, poi gli scandali dei regali a Mandelson. E il successore, l'ex sindaco di Manchester che spaventa i mercati. Burnham ha sconfitto Farage, ma è accusato di opportunismo. Sul quotidiano Il Giornale, ma su tutti i quotidiani, paginoni e paginoni su questo argomento che io naturalmente evito accuratamente. E ritorno a pagina 8 del quotidiano Il Giornale. Anche qui il popolo leghista scelto punta su Salvini e Sardone. Le primarie spengono le polemiche, confermato Matteo leader e la vice candidata a sindaco di Milano. Riunito il tavolo dei territori, in collegamento Zaia, Fedriga, i ministri e i rappresentanti del Carroccio da nord a sud per unire gli intenti. Matteo è molto soddisfatto di come stiano andando le cose, il Carroccio sembra essere sulla strada giusta, la leadership di Salvini è rinsaldata. Il segretario non è in discussione, nonostante in Veneto sia comparso qualche altro striscione che chiede al capitano di fare un passo indietro e se una parte di Veneto rema contro Salvini, Milano lo ha indicato come futuro candidato sindaco. Le primarie sono stato un bellissimo momento di ascolto, di democrazia. In 2 giornate tra le più calde dell'anno, avere 10.000 persone che sono venute a dire la loro è importante. Che in più di 5.000 hanno scritto Salvini per me è motivo di orgoglio. Io sto facendo il ministro, conto di fare il ministro, afferma il segretario della Lega. Paginone quest'oggi anche sul quotidiano Il Giornale con le foto dei gazebo e naturalmente i complimenti da Sammy Varin a tutti i militanti, simpatizzanti che a 40 gradi hanno passato il sabato e la domenica ad attendere le vostre firme, le vostre proposte ai gazebo della Lega e sono arrivate tante proposte anche di argomenti base su cui deve convergere il prossimo sindaco di centrodestra di Milano. Ecco qui la foto, ad esempio, con Massimiliano Romeo, la Sardone, Samuele Piscina, tutti interlocutori che abbiamo ascoltato più volte in questi giorni qui su Radio Libertà. In taglio basso un retroscena che non ci riguarda di Domenico Di Sanzo sui passi di Futuro Nazionale. Come al solito c'è sempre questa usanza di mettere nella stessa pagina dove si parla di Lega, si parla anche di Vannacci. Con Meloni e contro Meloni
I due volti di Vannacci, titola quest'oggi il quotidiano Il Giornale. Il generale dà solidarietà alla Premier per Trump, ma non vota la fiducia al governo. E noi questo dovremmo imbarcarcelo nel centrodestra? Futuro nazionale a mezz'aria tra il centrodestra e una corsa solitaria antisistema, con Roberto Vannacci che si mette a difesa della premier Giorgia Meloni dopo lo scontro con Donald Trump e i suoi in Parlamento che comunque scelgono di non votare di nuovo la fiducia al governo. A fare da sfondo il sondaggio, lo abbiamo letto ieri, di Antonio Noto, pubblicato in esclusiva dal Giornale, che dà il centrodestra in vantaggio maggiore rispetto a Campolargo se Vannacci starà fuori dalla coalizione. E qui ci fermiamo, ma l'articolo prosegue quest'oggi sul quotidiano Il Giornale. Stai ascoltando Radio Libertà. la tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio. Il meteo.it presenta le previsioni del giorno. Tempo generalmente stabile e molto caldo sull'Italia con l'anticiclone africano, sebbene in montagna non mancherà qualche locale temporale. In mattinata stabilità diffusa e tanto sole, nel pomeriggio instabilità diurna associata ad acquazzoni e locali temporali sulle Alpi e sulla dorsale appenninica verso il settore tirrenico. Altrove il bel tempo sarà protagonista, ma accompagnato da una calura intensa ed opprimente. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici. Avete ascoltato le previsioni del giorno. Lo amiamo perché ci offre sempre le cose più buone e naturali. Linea Alberto Acerbis. Buongiorno care amiche e buongiorno cari amici di Radio Libertà, da Alberto Acerbis. 030 68 40 408 oppure olioacerbis.com. Prenotate per il vostro fabbisogno primavera e estate il nostro olio extravergine di oliva Acerbis. Chi ci conosce già, chi lo usa ormai da anni, sa che è un prodotto molto importante, specialmente a crudo. Un olio che nasce dall'estrazione a freddo di olive italiane certificate all'origine. Imbottigliamo tutte le mattine sulle sponde del lago di Garda per portare sulla vostra tavola un qualcosa di unico, meraviglioso, straordinario che il mondo ci invidia. Prenotatelo adesso, potete prenotarlo dicendo io ascolto Radio Libertà e questa, fidatevi, una grandissima opportunità per il mese di maggio o per il mese di giugno, perché a luglio noi non garantiamo assolutamente di avere disponibilità. Il prezzo è rimasto quello, il prezzo è rimasto 84 euro, 6 bottiglie da 1 litro di un olio meraviglioso. Se amate fare la scarpetta, se volete mangiare bene, state ascoltando un messaggio giusto al momento giusto. 030 68 40 408 oppure olioacerbis.com. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censure, la tua radio. Mamma, son tanto felice perché ritorno da te. La mia canzone ti dice che è il più bel giorno per me. Mamma, son tanto felice viver lontano per te. Per te la mia canzone vola, mamma, sarai con me, tu non starai più sola, quanto ti voglio bene, queste parole
e per la vita non ti lascio mai più. Sento la mano tua stanca, cerca i miei riccioli d'oro. Sento e la voce ti manca, la ninna nanna d'allora. Oggi la testa tua bianca, io voglio stringere al cuore, mamma, solo per te la mia canzone vola, mamma, sarai con me, tu non starai più sola, quanto ti voglio bene, queste parole d'amore, e ti sospira il mio cuore, forse non si usano più, mamma, ma la canzone mia più bella sei tu la vita, e per la vita non ti lascio mai più. Quanto ti voglio bene, queste parole d'amore, che ti sospira il mio cuore, forse non si usano più, mamma, ma la canzone mia più bella sei tu la vita, e per la vita non ti lascio mai più, mamma, mai più. È da seguire Luca Minnelli, anche perché è uno di noi, noi lo ascoltiamo da quando eravamo a Radio Padania Libera, sono venuti ospiti da noi nei nostri studi nel fortino di Via Bellerio i Gondoliers, e questi suonavano e cantavano sulle gondole a Venezia. E ne ha fatta di strada Luca Minnelli. Questo giovedì canterà e suonerà a Vedelago, Treviso, l'11 luglio a Cavalese, Trento, il 25 a Roma, il 19 agosto a Pordenone, poi Malta, Azerbaigian, Estonia, Abu Dhabi, Dubai. Ah, però Luca Minnelli, il bel canto all'italiana, lo trovate su tutti gli store digitali e naturalmente su YouTube. Il buongiorno si sente dal Varine, non è certamente una buona giornata per le notizie di buon mattino. Abbiamo dovuto leggere questa terribile notizia che riguarda la città di Milano e che verrà commentata come principale notizia del giorno, almeno lo spero, e staremo a vedere come. Milano, agente della polizia locale muore durante un inseguimento, caccia l'Audi in fuga. Così scrive il sito elettronico del quotidiano Il Giornale. Indossare la divisa non è solo un lavoro, è una responsabilità. Chi era Francesco Imprezzabile? Questo il nome dell'agente della polizia morto durante l'inseguimento. Questo vigile di 39 anni ha perso la vita dopo una caduta nei pressi dell'aeroporto di Linate. Gli investigatori stanno cercando l'auto che aveva forzato un posto di blocco e valutano l'ipotesi di un contatto tra i due veicoli. Naturalmente sono scoppiate subito le polemiche di voi ascoltatori, i primi a saperlo, ma se l'agente della polizia locale morto, se fosse stato speronato come forse si pensa, i familiari del poliziotto verranno risarciti dallo stesso pirata? Spiritoso il nostro Pietro, ma vedrete le polemiche.
Lorenzo, ciao Semmi, chi contesta l'utilizzo del taser è sostanzialmente un tradizionalista affezionato ad armi di secolare tradizione, clave, manganelli, martelli. Per loro è meglio una testa rotta piuttosto che spettinata da una scarica elettrica. Buona giornata, Lorenzo. Se devo essere sincero, sulla vicenda Trump e Meloni stavolta devo dar ragione al tycoon per quanto super cafone. Come si devono trattare i servi se non da servi? Nessuno può dire se il fatto in sé sia vero oppure no, ma anche se fosse una metafora, contiene un fondo di verità. Tutti i governi della Seconda Repubblica, salvo forse il Conte 1, non si sono comportati da alleati paritari degli Stati Uniti, ma da alleati subalterni, sempre proni al presidente di turno. L'unica differenza è che i predecessori di Trump adottavano il metodo subdolo e adulatorio affinché i partner servi fossero felici di seguitare a essere servi, mentre The Donald li tratta per quel che sono, dei servi, appunto. Con buona pace della Meloni, che nel video di replica somigliava involontariamente a ragionier Ugo Fantozzi quando dopo l'ennesima angheria subita dal padrone sibila "come buono lei". Ora ci si domanda cosa serve di più perché l'Italia, non meno l'Europa, finalmente diventi adulta senza bisogno di tutori, scrive Andrea dalla provincia di Firenze. Non capisco perché si permette a certi partiti di presentare delinquenti nelle votazioni nazionali, europee, eccetera. Salis, per esempio, dovrebbero lavorare per il proprio paese. Sono dei traditori, si arricchiscono alle spalle dei poveracci. Perché non si tolgono dal Parlamento? Devono pagare di tasca propria i danni fatti, ci scrive un'arrabbiata Antonia. E noi ci rituffiamo sul quotidiano Il Giornale, perché oggi Il Giornale dedica un paginone a uno degli argomenti che divide anche lo stesso centrodestra. Non sono tutti d'accordo sulla riforma della caccia, ma soprattutto chiaramente sono gli ambientalisti i più arrabbiati. Riforma della caccia al voto, cosa cambia dopo 34 anni, forse era quasi ora? Non solo opposizione e ambientalisti contrari alla legge, ci sono malumori anche dentro il centrodestra, scrive Felice Manti in un paginone a pagina 10 del quotidiano Il Giornale. Dalla sua pubblicazione la legge 157/92 è stata oggetto di molte modifiche puntuali ma non organiche, ma dopo 30 anni si è posto il problema di aggiornarla e allora si aggiornerà il calendario, le aree in cui cacciare, le aree protette, le città, le specie protette. Il lupo, attenzione, su questo ve lo leggo subito, la riforma non introduce la possibilità di cacciare il lupo, la specie mantiene il regime di tutela previsto, ma l'ordinamento interno viene adeguato al mutato status di protezione definito in sede europea. Abbiamo visto come iniziano a imperversare anche in città. Riforma anche su oche e piccioni, sul bracconaggio, insomma veramente la rivoluzione c'è e naturalmente il sondaggio dice che 3 italiani su 4 sono contro il popolo delle doppiette. Attività da eliminare o abolire. La caccia va limitata, anzi abolita. 3 italiani su 4 non vogliono più sentir parlare di doppiette o quasi. Insomma, non siamo più un popolo di cacciatori, almeno stando al sondaggio che la Fondazione Capellino ha commissionato a ottobre dell'anno scorso all'Istituto Piepoli. Per un italiano su 3 la caccia andrebbe limitata a pochi casi di emergenza, come alcune specie invasive o al contenimento dei numeri di alcune razze sovrappopolate. Per il 14% deve essere fortemente ridotta fino a sparire, mentre per un italiano su 4 invece deve essere abolita completamente. Per il 23% del campione la caccia dovrebbe rimanere regolamentata come oggi, mentre solo il 6% chiede di incentivarla. Chiaramente, signori, abbiamo visto le problematiche. Se togliamo i cacciatori, bene, ci ritroviamo animali selvatici in giro per le città, ma soprattutto animali che se mangiano.
polli, animali da cortile, eccetera. E sì, tu dici tanto rifonde l'Unione Europea, certamente il cagnolino te lo ridà di pezza. Pagina 11 del quotidiano Il Giornale, il governo accelera su TAV ed energia, il Consiglio dei Ministri approva il nuovo DL infrastrutture, slitta la tassa sui piccoli passi extra UE, titolone spinta sui cantieri. Il MIT sposterà fondi per i nuovi treni destinati a CDP verso il social housing, ma prima servirà l'autorizzazione dell'Unione Europea. Se ne parla oggi a pagina 11 del quotidiano Il Giornale. Polemica sull'8 per 1000 alla Chiesa perché da Firenze a Verona non si contano le bizzarrie dei vescovi. Finanzia la casa LGBTQ+, signori. Ne parla Nico Spuntoni oggi, il quotidiano Il Giornale, a pagina 12. Il giugno nero dei vescovi italiani sembra non finire più. I presuli di Casa Nostra continuano a dar notizie più per le polemiche che per le omelie. Dopo i casi dei monsignori Francesco Savino, Pietro Lagnese, Franco Moscone, Claudio Cipolla, che abbiamo visto la settimana scorsa, c'è un loro confratello che è finito nella bufera per una scelta contestata. A Verona, infatti, non smette di far discutere la decisione del vescovo Domenico Pompili di prendere la tessera dell'ANPI. È la stessa Associazione Nazionale Partigiani d'Italia ad aver comunicato con enfasi sui suoi social. Il vescovo di Verona si iscrive all'ANPI. A guidare la delegazione in diocesi per la consegna è stato il presidente nazionale Pagliarulo, che pochi mesi fa aveva detto di non volere la bandiera israeliana nei cortei del 25 aprile perché a suo dire Israele e Stati Uniti sarebbero due paesi aggressori. Mi fermo, ma l'articolo interessante oggi sul quotidiano Il Giornale prosegue. Mi fermo perché è tempo di collegarci con il Parlamento. Qui Parlamento. Ed è un piacere ritrovare la deputata della Lega, onorevole Elisa Montemagni. Buongiorno. Buongiorno a tutti voi. Grazie per essere con noi, relatrice del piano casa che ha incassato la fiducia alla Camera, convertito quindi in legge. E Elisa, adesso c'è fretta chiaramente perché bisogna concludere poi il passaggio al Senato, ma ti chiedo di dirci quelli che sono i punti principali di questo piano casa che possono interessare ai nostri ascoltatori. Elisa. Intanto ci tengo a dire che è una riforma epocale molto attesa perché da troppi anni non si parlava di ridisegnare quello che è un tema che è fondamentale per tutti i cittadini che hanno necessità e che sono in lista d'attesa, che è quello degli alloggi pubblici. Quindi andare innanzitutto a recuperare quelli che ad oggi sono sfitti perché devono essere ristrutturati o messi a norma. Si parla di 60.000 unità circa. Poi è chiaro che dobbiamo andare anche a vedere più sul piano pratico cosa significa recuperare gli alloggi e poterli assegnare. Significa intanto anche andare sul territorio e rigenerare un territorio, oltre a dare delle risposte. E, tra l'altro è molto innovativo questo piano casa perché si mette al passo con i tempi di oggi. Quando ci fu il piano Fanfani, che è stato veramente l'ultimo grande piano casa, la società era molto diversa da quella che vediamo ai tempi nostri ed è ovvio che anche gli alloggi popolari rispondevano a determinati canoni di famiglia e noi invece oggi dobbiamo andare a guardare a tutte quelle particolarità che si sono create a partire dalla fascia grigia, che è quella fascia che non riesce ad accedere al mutuo ma non ha nemmeno l'ISEE così basso per poter accedere alla casa popolare, quindi si trova in una situazione di mezzo che deve essere salvaguardata, bisogna trovare una soluzione perché è chiaro che non essere troppo poveri non vuol dire neanche riuscire a permettersi un affitto o di poter entrare sul mercato, quindi sono nostri cittadini ed è una parte della popolazione per noi molto importante. Oltretutto si lancia lo sguardo anche verso i genitori separati, che sappiamo benissimo spesso si ritrovano ad avere non solo essere magari fuori di casa, ma anche dover pagare il mutuo della casa in cui loro non stanno più e doversi anche andare a ricollocare
altrove, e ovviamente questo comporta anche laddove ci sono figli la possibilità di poterli vedere, di poterli accudire. Poi abbiamo le giovani coppie, abbiamo le forze dell'ordine, abbiamo tutta quella fascia di popolazione che è tessuto sociale vero, quello che sarà il nostro futuro e che è già il presente, che è rimasto indietro perché in questi anni nessuno ha fatto niente. Matteo Salvini sono anni che lavora a questo piano, perché l'ha ovviamente concertato con le categorie, l'ha concertato sui vari territori, e questo è fondamentale per dare una risposta che sia efficace nel senso in cui viviamo e sul territorio tutto nazionale. E diciamo anche in chiusura, oggi lo scrive il quotidiano Il Tempo, priorità agli italiani, che non è poi una cosa bruttissima, ma che sicuramente farà polemica all'interno della sinistra, ne sono certo, Elisa. Beh, certo, sappiamo che la priorità agli italiani è sempre stato nell'affidamento delle case popolari una prerogativa, soprattutto nostra della Lega. L'abbiamo fatto, abbiamo tentato di farlo in tutti i comuni all'interno di bandi. È chiaro che in questo caso le regioni dovranno pur collaborare mettendo a terra, insomma, la loro parte in modo che si parla dei criteri che sono ovviamente demandati alle regioni, che siano efficaci per poter dare una mano a coloro che ne hanno bisogno e che sono i nostri concittadini. Purtroppo l'esigenza di avere un'abitazione è un'esigenza primaria. Noi in Italia viviamo la casa come una delle nostre priorità, forse la seconda subito dopo la famiglia. E questo cos'è per un italiano? Significa poter far figli, crescerli, vivere in serenità e contribuire a far crescere la società. Per cui la casa per noi è fondamentale, abbiamo bisogno di salvaguardare i nostri cittadini e di cercare di aiutarli a poter andare avanti nella loro vita. Certo, un bel pungolo anche per le regioni. Elisa Montemagni, è stato un piacere. Grazie di queste informazioni e buona giornata. Grazie, buon lavoro, buona giornata. Qui Parlamento. E qui la voce di Sammy Varin a darvi il buongiorno e a invitarvi a commentare le notizie di quest'oggi scrivendo al 3406709659. Lo dico anche per voi ascoltatori di passaggio che per caso avete trovato il nostro segnale nella banda DAB della vostra radiolina o magari su Facebook e su YouTube cercando Lega Salvini Premier. Basta scrivere un WhatsApp al 3406709659 e siete in onda con noi con il vostro pensiero. Il quotidiano Libero pubblica in prima pagina le ricette dei compagni. Ecco quella di Landini. Via i ricchi. Il leader della CGIL rilancia la patrimoniale e attacca: rischiamo una fuga di capitali? Vadano un po' dove vogliono. Un autogol. E Vannacci che dice che gli italiani devono tornare a raccogliere i pomodori. Andiamo bene. Il quotidiano Il Giornale mette in prima pagina anche il marocchino che scherzava dopo l'incidente di Ceriale Savona, rideva della ragazza morta, ora ci sfotte. Ma per fortuna il 19enne lascia l'Italia, fallito il piano per fare la bella vita, e ironizza cantando remigrazione, signori, da vergognarci, ma l'importante è che la remigrazione se la sia fatta lui. Pagina 3, quotidiano Il Libero. Federico Rampini, intervista con lui. A proposito, l'America ci fa grandi, ricucire è gesto da statisti, quindi dobbiamo porgere l'altra guancia? L'editorialista del Corriere dice: lo scontro diplomatico non è destinato a lasciare molti strascichi. Grazie agli Stati Uniti l'Italia è al quarto posto tra le potenze esportatrici. Il mito cinese è già crollato. Oggi Pietro Senaldi intervista Federico Rampini. L'exploit dell'export è dovuto al traino dell'America. I dazi non hanno effetti catastrofici. Gli imprenditori sanno quanto conta il mercato statunitense. Paginone con l'intervista a Rampini sugli Stati Uniti, pagina 3 del quotidiano Libero. Giro di nuovo la pagina e c'è Vannacci a pagina 6. Non era il capo della nuova destra? Vannacci oggi parla di lavoro e cita il Capitale di Marx dicendo
Gli italiani torneranno a raccogliere i pomodori. Il presidente di Futuro Nazionale ricorda il filosofo tedesco per illustrare il suo programma sull'occupazione. Dice: basta stranieri nei campi da coltivare, tocca ai connazionali. Fidanza di Fratelli d'Italia, lui in coalizione, oggi vota col PD, Alessandro Gonzato. Ma prima però c'è un trafiletto con Marco Rizzo, che amiamo certamente, ma del resto amavamo e amiamo anche Vannacci. Alleato con Roberto? Vediamo, dice Marco Rizzo, Democrazia Sovrana Popolare. Gli hanno chiesto se entrerà nel partito di Vannacci e lui ci blocca. Un attimo, semmai mi alleo. Gli chiediamo se si allea, se fa un partito di destra, no, risponde Rizzo, perché come uno di sinistra, basta col fascismo e l'antifascismo, la destra e la sinistra sono superate. E allora Rizzo, da cosa dipende l'alleanza? Deve essere popolo contro elite. Bisogna scardinare il sistema della BCE e della NATO. Vannacci è per il contante o per l'euro digitale? Io per il contante. Interessante se ci si mette pure Rizzo. Ma è Roberto Vannacci o Marco Rizzo? Si chiede Alessandro Gonzato, appunto. L'ex generale autoproclamatosi leader della vera destra parla come l'ex capo del Partito Comunista Italiano, lo è stato per 14 anni. Oggi Rizzo è il coordinatore di Democrazia Sovrana Popolare, ma ieri Vannacci, mentre entrava alla Camera per un convegno sulla scuola, ha preso a modello il capitale di Marx. Questi immigrati hanno costituito quello che Marx definiva l'esercito industriale di riserva del padrone, togliendo i diritti ai lavoratori e facendoli lavorare per un salario non adeguato. Rimandiamoli a casa, ha proseguito Vannacci. Sbloccheremo una situazione assurda e porteremo gli italiani stessi che raccoglievano fragole, olive e pomodori probabilmente a rivolgersi anche a questi lavori. Capito? Francesco, ritorniamo, dai, a raccogliere un po' di... A me piacciono i pomodori, quelli sardi soprattutto. Se li coltiviamo nei campi di calcio vado anche più volentieri a coglierli. Il programma sul lavoro è chiaro, quello di Vannacci: i giovani italiani tornino a zappare. Capiamoci, l'occupazione è nobile, ma come primo annuncio in tema di occupazione non ci sembra futurista. C'è anche altro. Porteremmo gli imprenditori a meccanizzare le aziende agricole. Un attimo, secondo Marx la meccanizzazione era il passaggio con cui il capitalista sostituiva il lavoro umano, che tradotto significa più guadagni per il padrone, stipendi più bassi, diseguaglianze maggiori. Se non altro il generale non è per il salario minimo della Schlein e Landini, i quali in ogni caso l'hanno cassato senza accorgersene, siglando un patto per il salario giusto, come aveva già fatto molto meglio il governo. E se avvertite il duo, fatelo con un certo tatto. Qua mi fermo, ma signori, tutto vostro l'articolo, un po' scherzoso, ma ci sta, pagina 6 del quotidiano Libero, dedicato tutto al generale Vannacci. Ma ce n'è anche per Landini. Landini caccia i ricchi, chi non vuol pagare se ne vada. Il leader CGIL sferza il campo largo, affrontare in modo radicale la riforma fiscale, proposto un contributo di solidarietà e interventi su redditi e profitti, sì da AVS e Movimento 5 Stelle. Simpatico quest'oggi il quotidiano Libero, che parla poi del tavolo per rilanciare la Lega, che parte da autonomia, tasse e sicurezza. E a proposito di autonomia, ragazzi, ci sono novità in arrivo. Ecco il nuovo parlamentino leghista, scrive Fabio Rubini oggi sul Libero. 1 ora e mezza di riunione per fissare le priorità su cui sensibilizzare subito il governo, ma non si è parlato di riassetti politici e del ruolo di Zaia.
Autonomia. È stata questa la parola chiave della prima riunione del tavolo dei territori, l'organismo voluto da Matteo Salvini per rilanciare l'azione politica della Lega, e a pensarci bene non si poteva iniziare diversamente, viste le richieste pressanti dei governatori del nord. Di autonomia si è parlato anche a livello di fisco. Giorgetti si è detto ottimista che la riforma sull'autonomia fiscale, lo ricordiamo, richiesta dall'Unione Europea in cambio dei soldi del PNRR, potrà arrivare a compimento entro la legislatura. Sull'altra autonomia, invece, quella delle regioni, si è registrata particolare condivisione per una riforma considerata una priorità strategica da nord a sud, su cui proseguire con determinazione, si legge in una nota rilasciata al termine della riunione da responsabile degli enti locali del Carroccio, Stefano Locatelli. Ovviamente nell'ora e mezza d'incontro sono stati toccati altri temi come sicurezza, sanità, sostegno alle famiglie. In particolare sui temi legati a sicurezza e sostegno ai redditi, i presenti hanno chiesto uno scatto in avanti al governo da compiersi entro la fine della legislatura. Di altri temi come il ritorno alle province elettive si è parlato, ma in chiave di programmi futuri. Sempre la nota della Lega fa sapere che tutti i partecipanti sono intervenuti portando contributi, proposte, esperienze maturate nei rispettivi territori in un confronto caratterizzato da un approccio concreto e costruttivo. Il tavolo, si legge infine nel comunicato, rappresenta l'avvio di un percorso stabile di confronto e coordinamento che coinvolge l'intero sistema dei territori rappresentati dalla Lega, confermando la vivacità di un movimento radicato in tutto il paese e attento non solo alle esigenze delle grandi realtà urbane, ma anche a quelle dei piccoli comuni delle aree interne. Stai ascoltando Radio Libertà. la tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio. Due volte al giorno può bastare finché non tocca a me. Guardo il mondo scivolare in verticale. 2 volte al giorno può far male. L'ha detto la TV, casa e chiesa, era classico papà per bene. Stanotte sotto il mio portone chiedevano di te, volevano sapere che nemici avevi. Stanotte sotto il mio portone chiedevano perché, chiedevano i parenti quali fossero i motivi. Stanotte sotto il mio portone c'erano le luci e c'erano le macchine di tutti i tuoi amici. Comincerà un'indagine, certificati e pagine, un'altra madre in lacrime. Siamo in guerra, martiri e carnefici, contro i nostri simili, foto in bianco e nero su un giornale. Siamo in guerra, vittime colpevoli, silenziosi complici, schiavi degli dei delle metropoli. La gente passa e lascia un fiore, qualcuno piangerà, qualcuno parla piano e non ci crede ancora, qualcuno griderà il tuo nome nel caos di una città che stamattina si è svegliata con un nodo in gola. Stanotte è solo un punto in una lista senza fine, un'altra notte assurda che vorresti cancellare. Sarà soltanto un numero, la data di un fascicolo da chiudere in un angolo. Siamo in guerra, martiri e carnefici, contro i nostri simili, foto in bianco e nero su un giornale. Siamo in guerra, vittime colpevoli, silenziosi complici, schiavi degli dei delle metropoli. Siamo in battaglia per le strade, ma non ci sono eroi, soldati senza esercito pronti a colpire. 2 volte al giorno può bastare finché non tocca a noi, finché non te ne accorgerai. Siamo in
guerra, vedi appese al filo più sottile. Siamo in guerra, soli tra 1 milione di persone. Siamo in guerra. Ed è vero, siamo in guerra, ma attenzione, non le guerre Iran, Russia, eccetera. La nostra è una guerra interiore e ancora più grave, forse una guerra tra di noi. Siamo in guerra, una delle ultime canzoni di Chris, K-H-R-I-S, K-H-R-I-S. Arriva da Borgo San Dalmazzo, Cuneo. È un appello a risvegliare la consapevolezza sulle difficoltà sociali e spesso veramente ignorate, e stiamo cedendo all'apatia, cerchiamo di sostenere le fragilità altrui. Signori, facciamo squadra, siamo in guerra. E di Chris è appena uscito un nuovo singolo che si chiama Senza Pelle, che trovate su tutti gli store digitali. Ma signori, anche su Instagram trovate lui, certo, con i suoi prodotti, il suo olio extravergine più buono e naturale, ma non solo l'olio, signori, altri prodotti per la vostra cura e per stare meglio. E devo dire, di questi tempi che fa un caldo cane, però ci sono gli sbalzi di temperatura, caldo fuori, aria condizionata al palo dentro, e arrivano tosse, raffreddore, eccetera. Che cosa ci propone lui? Ma lui chi è? Ma è Alberto Acerbis, ciao! Buongiorno Sammy, un saluto a tutte le ascoltatrici, ciao Stelle, ciao a tutti i nostri amici di Radio Libertà. Di solito il mal di gola, tosse grassa, tosse secca, sono malanni di stagione, è vero, tu me lo confermi che una volta quando andavi a scuola ti mettevano lo sciarpone e ti dicevano è un malanno di stagione, vai, non rompere i marroni, vai a fare quello che devi fare e poi torna a casa. Però arrivavano in autunno ed inverno, perché noi eravamo abituati, il nostro corpo era abituato, come hai detto te Sammy, alla stagione, no? Invece adesso con l'aria condizionata che io uso, perché non voglio fare la parte di quello, chissà lui sarà al caso, la uso anch'io, è normale, insomma. Chiaramente cosa succede? Hai detto bene te, tu sei nell'aria condizionata, vivi nell'aria condizionata, te la metti giusta la tua temperatura, esci fuori 40 gradi, poi arrivi in macchina, 50 gradi, parte l'aria condizionata, e lì comincia la problematica, tosse grassa, tosse secca, catarro, vai in piscina, esci dalla piscina, insomma. È la problematica della tosse grassa, della tosse secca, c'è anche, e in modo particolare in questo periodo. Io non voglio parlare di qual è la soluzione, io vi dico, e tu Sammy sei testimone importante, non solo tu, io lo so, che in questo caso una cosa interessante che può essere, che può coadiuvare, che può aiutare, che può fare stare veramente meglio in maniera naturale e non chimica. Poi se uno con tutto il rispetto vuole prendersi lo sciroppone, va benissimo, è usare un prodotto come il Bronco Free. Bronco Free che trovate sul nostro catalogo, trovate anche su internet, non sono prodotti fatti sotto scala, sono prodotti che sono iscritti all'albo dell'integrazione nazionale, quindi c'è tutto un percorso molto serio e selettivo prima di arrivare da voi. Io vi dico queste cose perché posso dirle. Quindi Bronco Free è la nostra soluzione alla bava di lumaca, perché non è che uno adesso prende e ciuccia la lumaca, ve la spiego in 30 secondi. Nel muco polisaccaride, cioè nella bava di lumaca, sono presenti delle sostanze molto importanti che aiutano a fluidificare il catarro e facilitare l'espettorazione, ma proprio provato questo scientificamente. Il nostro Bronco Free non contiene il glutine, non contiene il saccarosio, non contiene il lattosio, non contiene gli OGM, non contiene i coloranti. Preso tutti i giorni prima di coricarsi, grazie poi alla presenza del timo, dell'altea, papavero, marrubio e verbena, piante officinali molto importanti, questo diventa un prodotto utile, veramente molto importante per coloro che in questo periodo hanno questo affanno causato dalla presenza di catarro, perché la bava di lumaca fa in modo che il catarro diventi più fluido
e più di facile spetturazione. Molto importante. Lo possono prendere tutti, è anche abbastanza buono. Adesso tu, Sammy, non abusare perché non è marmellata. No, è buonissimo, è buonissimo. Quando c'è qualcosa che ti piace, ti ho visto un paio di volte a mangiare, bisogna inchiodarti le braccia al tavolo. Quindi quello lì lo prendi, ecco, stai tranquillo lì, bravo. Quindi io vi faccio un'offerta molto importante, perché questo è un prodotto che non c'è tutti i giorni. Oggi siamo in raccolta della bava e facciamo tutto quello che riguarda il mucopolisaccaride. 3 flaconi, attenti, 3 flaconi di Bronco Free, 59 euro. Più un omaggio per voi questa mattina, però l'omaggio, permettetemelo, per le prime 20 telefonati. Dove? 030 68 40 408, oppure su olioacerbis.com sezione integrazione. È un prodotto molto importante che per i più piccini aiuta molto tosse grassa, tosse secca e catarro in eccesso. Timo, verbena, altè e papavero sono molto utili. Prenotatelo adesso, perché è una produzione, come sempre, essendo un prodotto totalmente naturale, chiaramente un prodotto limitato, non una cosa industriale. Ho detto tutto. 030 68 40 408. Aspetto le vostre telefonate, se volete. Io vi voglio bene lo stesso e saluto buon Sammy, come sempre, buona musica e buona informazione. Grazie Alberto Acerbis, è roba buona, ce l'ho sul comodino lo sciroppo alla bava di lumaca, proprio perché sai, se ti viene il raspino durante la notte eccetera, va giù di un bene. Buongiorno, 9:10, come state cari ascoltatori vicini e lontani? Decine di WhatsApp al 340 67 09 659 a commento delle notizie del giorno. C'è un messaggio audio, lo ascoltiamo subito, sentiamolo. Caro Sammy, sono Mauro di Vittorio Veneto, sono una guardia venatoria volontaria, un vice direttore di una riserva e uno abbastanza esperto in materia faunistica. Allora, quanto l'opinione pubblica sostiene contro la caccia è frutto di una visione disneyana dell'ambiente, ma la maggior parte dei giudizi provengono da persone che non hanno competenze in materia e che non vivono il territorio, che non conoscono le vere problematiche e si fanno influenzare dai media e dai social e dal sentimento, come spiegava bene Bruzzone l'altro giorno. La cosa che mi è stupita sono le esternazioni di Vittorio Feltri, sia sul giornale sia nei social, che ha detto delle inesattezze, delle nefandezze tipiche dell'ambientalismo moderno, che trovo veramente assurde. Cioè, ha detto delle emerite balle. Probabilmente non ha le competenze, ha ragione anche lui di sentimento, quando invece parla di politica è una persona, è un giornalista molto qualificato e molto bravo. Ecco, bisogna leggerle le modifiche, bisogna capirle, bisogna conoscere prima di criticare. Purtroppo la cultura venatoria in questo senso da parte dell'opinione pubblica è veramente scadente, scarsa. Questa riforma andava fatta, è ancora stretta per alcune cose, bisognerebbe allargare molto di più perché i problemi sono tanti, ma è già un grande traguardo. Un caro saluto a tutti. E io ti ringrazio per questo parere. È vero, ci sono tanti pensieri contro la caccia, ma di chi veramente non vive il problema. Dovreste andare a vivere a ridosso di un bosco per qualche mese, poi ve ne accorgete. Secondo me è stato pilotato il sondaggio: un italiano su 4 estremista ambientale uguale comunista. Ai ai, scrive Silvio da Torino. Io non condivido i modi di Trump, ma non si può condividere l'atteggiamento dei membri NATO dell'Europa, non si può dire che siano stati degli alleati. Io ho subito disapprovato la distanza presa nei confronti del blocco dello stretto di Hormuz. Non era necessario bombardare, visto che Trump non ci ha preventivamente coinvolti, ma una reazione clamorosa di condanna verso l'Iran da parte di tutti gli stati europei e oltre doveva sicuramente e dovrebbe sicuramente esserci, ma siamo disposti ad accettare tutto dagli arabi? Punto di domanda. È una vergogna. Uno dei tanti messaggi che stanno arrivando al 340 67 09 659 su qualunque argomento. Noi
ve li leggiamo. Siamo di nuovo sul Libero perché c'è il Propal incoerente, l'influencer, eccolo qua, Raffaele Giuliani, classe 2002, un giovane volto Propal, ospite fisso della trasmissione 8 e mezzo sulla 7, io non lo guardo mai. Giuliani lavora con il marchio di cui invocava il boicottaggio. L'influencer, ospite fisso sulla 7, proponeva, proponeva di rompere i rapporti commerciali con Israele. Poi gira uno spot con Lavazza, una delle aziende che contestava. Paginone con il nostro direttore Giovanni Sallusti, quest'oggi a pagina 11 del quotidiano Libero. Giro di nuovo la pagina 16, la storia, mamma, compagno, nonno in cella per le sorelle rapite, amore genitoriale malato. L'importante, certo, che queste due sorelline stiano bene. Dalla fuga al ritrovamento, ecco cosa è successo: i 3 accusati di sequestro di persona, le ragazzine a casa di una parente non uscivano dalla stanza, ma quando le abbiamo trovate non erano contente. Simona Pletto ne parla in questo paginone, a pagina 16 di Libero, ma sicuramente se guardate qualche canale, qualunque canale, ne sentirete parlare tutto il giorno, e come al solito, a mio parere, è l'esagerazione dei giornalisti che stanno entrando in questa casa. Rideva della ragazza morta, ora parte, fa lo sbruffone, addio bella vita in Italia, signori. Pagina 17 del quotidiano Libero, ma ne parla anche La Verità. È il 19enne marocchino che era a bordo dell'auto che travolse e uccise Sofia Barbieri. Dopo le polemiche lascia il paese e dall'aereo sghignazza remigrazione. Dopo il primo video era stato minacciato fin sotto la sua casa dei genitori, quello che ha fatto il video subito dopo l'incidente ridacchiando. Lo sberleffo dice: mi ha rovinato la vita sto incidente, mi tocca cambiare vita, porca. Tacciamo di infinite cose, in questo caso la remigrazione per lui direi che è decisamente un obbligo, ma no, poteva anche restare se voleva, certo. Giriamo di nuovo la pagina, siamo sul quotidiano Libero, si parla di caro vacanze. Turismo italiano da record, ma i prezzi non si fermano. Al forum, promosso dalla Cassa di Previdenza di ragionieri ed esperti contabili, il nodo dell'aumento dei costi dei servizi dedicati alla villeggiatura. Ma in vacanza ci andiamo ugualmente. I rincari zavorrano uno dei motori della nostra economia, la tagliola dell'inflazione. Tra i settori più penalizzati dal carovita ci sono le strutture balneari che rischiano di diventare un bene di lusso. Il turismo continua a rappresentare uno dei principali motori dell'economia italiana, ma il settore si trova oggi a fare i conti con rincari sempre più pesanti che rischiano di trasformare le vacanze in un lusso per poche famiglie. Aumenti dei costi energetici, inflazione, difficoltà occupazionali, incertezza normativa stanno infatti incidendo sull'intera filiera turistica, in particolare sul comparto balneare. Altro articolo quest'oggi a pagina 19 del quotidiano Libero. E mentre apro le linee allo 0292947222 ho tempo anche per tuffarmi sul quotidiano La Stampa, che scrive in prima pagina: maledizione Brexit, si dimette anche Starmer. In centropagina: USA-Iran, il patto del petrolio, Trump sospende per 2 mesi le sanzioni a Teheran. Nucleare, gli ayatollah aprono agli ispettori. All'interno del quotidiano La Stampa si parla anche a pagina 14, a pagina 15, in 2 paginoni, della lunga corsa al voto. Il centrosinistra, Schlein e Conte, migliori avversari. Renzi spina nel fianco di AVS, le infinite variabili del campo largo. Dall'altra parte,
Il centrodestra, Trump, Vannacci e i guai degli alleati, la marcia alpina di Meloni che in un anno si gioca la riconferma. Lo scontro con il presidente USA può mettere in discussione la leadership della coalizione. Doppio paginone a pagina 14 e 15 del quotidiano La Stampa, che poi a pagina 17 scrive: né Vannacci né riforma del partito, il Nord deluso dal tavolo di Salvini. Ma ricordatelo, siamo sul quotidiano La Stampa, commentando la prima riunione del nuovo organismo leghista. Gli scettici: si è parlato di tutto ma non dei veri problemi. Inutile dirvi che si tratta di un retroscena. 0292947222, la parola a voi. Pronto? Pronto, mi senti? Ciao, Uela. siamo da Trieste. Ciao. Ascolta, quando viene Molinari o Morelli, digli che in Slovenia, attaccato qui vicino a me, che io confino con la Slovenia, la benzina è a 1,50 e il diesel 1,60. Ricordati, diglielo. Come mai qua è ancora a 2,2 e prezzi pazzeschi? Va bene? Ciao. E come? Va male. 0292947222 sta scendendo comunque, gasolio e benzina giorno dopo giorno scendono. 0292947222 per dire la vostra in diretta nazionale. Pronto? Ciao Sammy, sono Marco Damanto. Ciao. La risposta per il nostro amico che chiama dal Friuli, dalla Venezia Giulia, è che evidentemente Slovenia e Croazia non hanno tutti i costi che abbiamo noi, ok? E non mi dilungo. Allora, un paio di cose. Innanzitutto, riguardo alla comunicazione che noi dovremmo sviluppare. Nessuno sa quello che fa il governo, perché i giornali, naturalmente mainstream, poco ne parlano. Noi potremmo utilizzare la nostra radio con dei jingle brevi di 30 secondi, dove diciamo: il governo ha fatto questo, questo e questo. Ad esempio, un esempio sono le case. Oppure, io ti dico, io ti sto rispondendo, ti sto chiamando dalla Calabria, sono in vacanza e ti sto ascoltando con lo smartphone. Nessuno sa che la linea ionica delle Ferrovie dello Stato è stata elettrificata, sono state rifatte tutte le stazioni. Ci è stato detto da alcuni amici che abbiamo qua, mia moglie è calabrese. Però ancora adesso, quando ci sono le polemiche legate al ponte, tanta gente dice che i soldi potrebbero essere utilizzati per fare altre cose, però nessuno ha detto che la linea che fino a qualche anno fa ferroviaria usava treni a cherosene, adesso invece è elettrificata e tra qualche mese dovrebbe anche essere rimessa in funzione, perché si stanno facendo le linee ferroviarie. Ultima cosa riguardo le bugie. Goebbels diceva che una bugia raccontata 100 volte diventa la verità, perché sostanzialmente la gente non ha l'abitudine di informarsi, perché informarsi è faticoso e noi questo lo sappiamo, ci vuole tempo, ci vuole impegno per cercare di capire, la gente invece si basa sul sentito dire, basta che uno dica una balla come fanno gli ambientalisti e animalisti, come diceva l'altro nostro amico che chiamava dal Veneto, che tutti quanti ci credono, è vero. Attraverso Disney si è reso l'orso Yogi, si è reso il lupo come lupo dei lupi e tutte le altre, Wally Gator era l'alligatore, tutte queste cose qua. La gente crede a quelli che urlano più forte, i giornali fanno parlare forte gli eco-animalisti e ambientalisti e allora praticamente gli animali sono diventati tutti addomesticati. Quando se tu vai in un bosco e ti trovi un'orsa con gli orsacchiotti dietro, se ti vede ti corre dietro. Io spero di essermi spiegato bene. Ciao Sammy, grazie. Sempre chiarissimo, buona vacanza a chi si trova in vacanza. Chiamate 0292947222. Intanto vi leggo il titolo sul quotidiano La Verità da Varese. Tunisino violenta una donna e poi pesta un pensionato per strada. Noto alle forze dell'ordine, l'africano ha minacciato un agente. Ti mangio il cuore. Ne parla solo il quotidiano La Verità. 0292947222. Pronto? Sono io? Ciao, buongiorno. Ciao Sammy, buongiorno. Allora, cara Meloni, uno
è andato ieri Stramer, il pederasta che ha fatto sparire migliaia e centinaia di stupri dei pakistani in Inghilterra. Ieri se n'è andato perché lo zio grande d'America giustamente l'ha tolto dalle scatole. Cara Meloni, fra un po' arriva il tuo turno, perché abbiamo in Francia chi praticamente al 10% ed è lì proprio aggrappato alla sedia. Abbiamo in Germania uno che ha forse il 10% dei consensi, anche lui è lì attaccato alla sedia, e la prossima sei tu. Non puoi continuare a servire due padroni, o stai con lo zio grande, con lo zio che ti ha messo lì, che ti ha detto devi fare così, perché da secoli, ormai da anni, se non da secoli, noi siamo una colonia dell'America, e lo zio ti ha messo lì e devi, torto collo, dargli corda, devi fare un po' quello che ti chiede. Non puoi servire due padroni, andare a leccare il culo alla von der Leyen e a Zelensky. Lo zio si è rotto le scatole, quindi Meloni, sta a te decidere se stare con l'Unione Europea nazista che ci vuole morti, ci vuole tutti morti, soprattutto noi italiani, o stare con lo zio grande che sicuramente ama l'Italia, ama gli italiani e ci darà tante cose belle. Svegliati Meloni, è arrivata la tua ora, come quella di Starmer, di Merz, di Macron. Trump sta facendo saltare l'Unione Europea, anzi è già saltata, il processo ormai è inarrestabile perché l'amministrazione americana e il resto del mondo, la Cina e la Russia, hanno deciso così, ormai è tutto stabilito. Tutti questi partituncoli, generaluncoli, eccetera, non servono a un cavolo, non servono a niente. Sono Grazie aggrappati. carissima, grazie, sempre un piacere ascoltare le previsioni, allegre, spensierate, certo, ma molto spesso esatte. Pagina 13 del quotidiano La Verità. Se state per partire per le vacanze e vi manca un libro da leggere, l'avete trovato, signori. Un questionario per gli islamici che vogliono vivere qua in Italia. In un libro scritto da 3 autori in vendita su Amazon, la descrizione fedele delle prescrizioni coraniche contro gli infedeli e una possibile difesa. Discriminare non è una brutta parola, ma un atto necessario. Il titolo del libro: Islam senza veli, e tra gli autori c'è una certa Silvana De Mari. 0292947222, ancora una manciata di minuti per chi vuole parlare in diretta con me. Pronto? Linea caduta, sentiamo l'altra. Pronto? Ciao Semi, Augusto D'Alecco. Ciao Augusto. Ciao. Allora, ribadisco un concetto che ho già espresso in passato. Io lavoro in un bar e mi confronto con tutti, gente di destra, di sinistra, italiani, stranieri. Ciò che emerge è che c'è un mare di gente di destra che non vota più perché non trova più rappresentanza, nel senso che ne hanno piene le palle di supportare l'Ucraina, Zelensky, sto buco nero mangiasoldi. Non vogliono più essere schiavi di Trump, di supportare Israele, eccetera, ma non ha più riferimenti politici. Quindi auspico alla Lega di ritornare a un buon senso e trovare la retta via. Questa gente qua non vota più, ha scelto l'astensione, ma è un potenziale serbatoio enorme e lavora anche sul buon senso. Ti saluto e ti ringrazio. Grazie. È quello di cui discutevamo ieri con il capogruppo alla Camera Molinari. La Lega deve essere un po' meno timida su questi argomenti che da sempre, strisciando quasi letteralmente, portiamo avanti, perché lo facciamo capire, lo diciamo sommessamente, ma non possiamo litigare col governo. È forse il caso di litigarci, o magari semplicemente di alzare un po' la voce, ad esempio sull'Ucraina. 0292947222, mentre la Caritas cade
nella trappola LGBT. Lo scrive oggi il quotidiano La Verità con Fabrizio Cannone. La Fondazione della Diocesi di Firenze lancia il progetto Andrea per ascoltare giovani arcobaleno e dare un alloggio protetto. È pure sostenuto dall'8 per 1000. 029294 7222. Pronto? Pronto? Buongiorno. Pronto? Ciao Sammy! In alto i cuori, sempre, finalmente le questioni si stanno dipanando, in alto i cuori. Allora, ha dedicato a Salvini, a Zaia e a tutti i bravi leghisti che si impegnano in questo paese per cambiare e migliorare tutti i vari territori, dedico sta canzone. Lega, solo per te la mia canzone vola. Lega, sarai per me, tu non sarai più sola. La canzone ci mancava, però io preferirei la mia, La Padania, te la ricordi? La trovate E ti consiglia il mio avanti cuore. ancora. Su YouTube, La Padania di Sammy Varin. Ciao. Altra telefonata al volo, pronto? Sì, mi sente? Ciao, buongiorno. Buongiorno, a me mi piace pure Va pensiero sull'ali dorate. Concordo. Bellissima anche questa. Vero. Ecco, volevo dire un attimo la mia sul fatto Trump, a prescindere che secondo me bisogna un po' sdrammatizzare, però questo è un mio pensiero, Voi ricordate la guerra delle Falkland? Quando la Gran Bretagna aveva bisogno di aiuto, chi gliel'ha dato l'aiuto? Gli Stati Uniti, l'America. Ora che l'America alleata dell'Occidente nella NATO, quando ha avuto bisogno di qualche cosa al di fuori degli accordi, come dicono, ma sempre un'amica, sempre un paese che per noi vale molto. E qui l'Italia ha sbagliato il signor Crosetto e la signora Meloni. Tu non puoi dire non ti faccio atterrare 2 aerei lì a Sigonella. Ma come si fa? Poi ci lamentiamo di tutto quello che è successo. Guardate che qui il mio pensiero è un pensiero molto di una persona che in quegli ambienti c'è stato e ne capisce questo. Ecco, e questo l'ho sempre ribadito dall'inizio, da quando è successo. Ecco, solo qui, nient'altro, grazie. E sono io che ringrazio voi, come sempre, perché ci fate pensare su cosa sta facendo di buono questo governo e su cosa magari sta facendo di meno buono. Sono le 9:31, grazie a Francesco in regia, a voi per il gentile ascolto, ma io ritorno alle 11 con Potere al Popolo.